Luogo strategico per le battaglie della Grande Guerra, più volte conquistato e perduto, il Monte Santo, Sveta Gora, è alle spalle di Gorizia, tra San Gabriele e Sabotino. Dalla cima una vista straordinaria che nelle giornate limpide arriva fino al mare. Quassù, vicino al santuario, completamente distrutto nel giugno del 15 e ricostruito negli anni 20 del secolo scorso, due uomini di Stato, il Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, e Borut Pahor, Presidente della Slovenia, si incontrano e una panchina diventa simbolo di pace in un luogo che ha conosciuto la guerra. Siamo qui, dice Napolitano, a testimoniare un impegno di pace che diventa testimonianza di amicizia, perché la pace non è solo assenza di guerra, ma cooperazione, solidarietà, sullo sfondo di un'Europa che deve unire, che deve cambiare senza tentazioni distruttive. Qui, dice Napolitano, ci sono 3 generazioni di rappresentanti delle istituzioni uniti dal medesimo impegno per la pace e dalla fiducia nel futuro dell'Europa. Deborah Serracchiani. Sì, assolutamente importante. 3 generazioni che non solo condividono lo sforzo verso la pace, ma che sono estremamente convinte dell'importanza dell'Europa e della impossibilità di tornare indietro. Anzi, serve un'Europa più politica, un'Europa più forte, ma come ha ricordato il Presidente Napolitano, anche un'Europa che cambi la propria marcia e che inverta un po' la rotta e quindi che guardi, come ha detto l'Italia anche recentemente, con più attenzione alla necessità della solidarietà e della crescita anche in Europa.